Onorevole, allora parliamo di questa iniziativa qui in Prefettura. Lei tra l'altro è rappresentante della Commissione Sanità. Ma mi sembra una iniziativa alquanto opportuna, prima per un confronto intanto con i sindaci, quindi eravamo tutti sindaci, questo consente un po' di socializzare da un lato le preoccupazioni e dall'altro lato invece qual è lo stato dell'arte. E ad oggi mi sento di dire che questo stato dell'arte è una situazione molto tranquilla, una situazione sotto controllo. Parliamo di un caso della signora che da Bergamo si è spostata per venire in vacanza in Sicilia e di altri due che sono sotto controllo, il marito e un amico, e gli altri due in albergo. Perché dico sotto controllo? Perché ad oggi non ci sono altri sviluppi in tal senso e questa è una cosa positiva. La seconda cosa importante è che non abbiamo ceppi o un ceppo di coronavirus che allocato nella nostra isola, ma è un contagio che per una questione logistica ci siamo trovati a gestire. Una gestione che sta dando il massimo, perché da un lato è stato allestito un numero verde per poter chiamare e ci sono 7 operatori, 7 medici e altri operatori che gestiscono il servizio per dare informazioni ai cittadini. Un pre-triage negli ospedali per poter, laddove servisse recarsi in ospedale, non andare ad ingrossare le fila del pronto soccorso, ma avere una struttura a parte che possa contenere intanto il fenomeno e dare risposte immediate. Anche per questo serve ricordare che bisogna rivolgersi al pre-triage o comunque a questo ospedale da campo allestito all'esterno di una struttura ospedaliera solo se si hanno i sintomi. Se non si hanno sintomi non andare in ospedale. Utilizzare la via telefonica, questo è molto importante, lo stanno chiedendo i medici di famiglia, lo stanno chiedendo i pediatri di libera scelta, proprio per evitare che si vadano a riempire gli studi medici e sentire e avere notizie telefonicamente. In questo mi sento di dire anche una cosa: chi proviene dalle zone gialle, per zone gialle intendiamo la regione Lombardia, la regione Veneto, la regione Emilia Romagna, da queste zone gialle, chi arriva da queste zone gialle deve avere intanto deve essere cauto, la precauzione di stare piuttosto isolato, non frequentare luoghi affollati, parlare col medico di famiglia, comunicare dove è stato. È ovvio che chi proviene, non ci può essere ad oggi una provenienza dalle zone rosse, perché le zone rosse sono state vietate sia in entrata che in uscita e chi dovesse violare questo divieto verrebbe penalmente perseguito, quindi mi pare è chiaro il discorso. Dall'altro lato dico anche che la regione siciliana, così come ha voluto il governo centrale, è in linea con quanto disposto dalle linee nazionali, quindi quello che è stato quelle che sono state le linee guida del governo nazionale sono state recepite prima con un'ordinanza del Presidente della Regione, l'ordinanza numero 1, e poi con il recepimento proprio delle linee guida nazionali. Lavarsi bene le mani, non stare in luoghi a contatto con molta gente, dire immediatamente dove si è stato e avere quella che viene definita una quarantena responsabile, cioè quindi stare isolato in maniera responsabile, parlare col proprio medico di famiglia. Quindi tutte quelle elementari, direi, regole di vita che consentano in qualche maniera di essere sotto controllo e non lasciarsi scalfire dal panico, perché in questo momento abbiamo una paura, direi quasi immotivata, proprio parlando della regione Sicilia, per quello che sta succedendo. È tutto sotto controllo. L'altra cosa che mi sento da dire, intanto sono state acquistate queste mascherine super o iper filtranti, le FFP3 e le FFP2, proprio per consentire agli operatori sanitari di lavorare in tranquillità e in serenità. Ho sentito con molto piacere che l'ASP di Agrigento si è dotata di 6.000 mascherine da dare agli operatori sociosanitari, proprio per una questione di cautela, perché oggi veramente chi è sul fronte, se così vogliamo dire, sono i medici e gli operatori sanitari e vanno salvaguardati in tutti i modi. E poi il buonsenso, tanto buonsenso per cercare da un lato di tenere gli occhi aperti, di non sottovalutare
valutare nulla, ma dall'altro lato non cadere nella paura e nello sconforto, perché sono fuori luogo sia la paura che lo sconforto. Un'ultima cosa, questo lo dico perché l'assessore ha riferito in commissione, hanno avviato anche quelle opere di sanificazione o comunque di pulizia straordinaria di aerei, treni, navi, proprio per evitare che ci possano essere persone che siano veicolo di contagio e che poi in questi luoghi di trasporto possano in qualche maniera diciamo così, essere elementi di contagio. Quindi le linee che stanno attuando e stanno mettendo in atto in altre regioni d'Italia lo sta facendo anche la nostra regione, e ad oggi mi sento di dire con molta serenità che la situazione è sotto controllo.